se ti piace il lavoro che facciamo, il lavoro di informazione che facciamo per la nostra città, ma non solo per la nostra città a livello provinciale, seguici appunto sul canale YouTube, appunto cliccando sulla campanellina come puoi vedere dalla ripresa che vedi sotto, e anche mettendo il mi piace sul video, il mi piace quello di YouTube, o se vuoi il non mi piace su YouTube è possibile anche mettere il non mi piace, perché così comunque fa alzare l'algoritmo e comunque abbiamo una maggior penetrazione sulla nostra zona. Se lo fai ti ringrazio, ciao e grazie ancora che siete sempre con noi. Ciao! Nel corso della serata di ieri, giovedì 8 ottobre, sono state eseguite le operazioni di rimozione della gru in piazzetta Granaio, presente per il restauro dell'omonimo palazzo fin dall'11 gennaio del 2016. Gli interventi di sistemazione del tetto sono stati conclusi, ha spiegato l'assessora ai lavori pubblici Alessandra Penzo, motivo per cui era possibile accelerare per la rimozione della gru. Possiamo dire che ora è l'inizio della fine, ovvero il cantiere proseguirà con le opere interne che richiederanno ancora qualche mese. Sono soddisfatta perché abbiamo dato una risposta a quello che i cittadini aspettavano da tempo. Anche il presidente del Consiglio Comunale Henry Bullo, piazza Granaio adesso è libera dalla gru, che era diventata parte dello skyline del centro storico, ora l'amministrazione si darà da fare affinché la stessa rimanga libera dal parcheggio selvaggio, perché un luogo così bello, finalmente accessibile, venga rispettato da tutti. Sono iniziati da qualche giorno i lavori lungo la strada Romea in località Sant'Anna per la costruzione di 2 pensiline adibite all'attesa in sicurezza da parte dei passeggeri degli autobus di linea. Le opere, curate da ANAS, hanno luogo all'incrocio con strada Margherita e Vicolo dei Fiori. La carreggiata è ristretta fra il chilometro 82,400 e il chilometro 82,700. Il completamento dell'intervento, per il quale vengono investiti circa 270.000 euro, è previsto entro la fine di dicembre. Le modalità sono state condivise con gli enti territoriali, Comune in primis, che paga anche i semafori a chiamata. Davide, senti, ma questa della birra all'acqua di mare, questa proprio mi deve far capire perché veramente non ho parole. Certo Andrea, qui abbiamo una Gose di Birra Nova, un birrificio pugliese di Bari. Loro hanno ripreso uno stile della Germania dell'Est, appunto come dicevo lo stile Gose, aggiungendo il 10% di acqua di mare dell'Adriatico, depurata e resa alimentare. È uno stile un po' particolare perché ha questo retrogusto sapido da marino, ma si sposa benissimo con il pesce, 100%. Giallo attorno alla tariffa da pagare per recuperare il proprio cane smarrito e ricoverato nel canile comunale di Sant'Anna di Chioggia. Nei giorni scorsi un utente si era recata nella struttura lungo la strada Romea per riavere il proprio quattro zampe, dotato di microchip, venendo però rinviata al servizio veterinario dell'ULSS, il quale è competente per fornire la certificazione necessaria a vedersi restituito l'animale. Alla persona in questione è stato chiesto un obolo variabile tra 50 e 80 euro, che si compone della diaria per il pernotto al canile, valevole 3-5 euro a seconda della taglia, 37,50 euro di sanzione amministrativa e ulteriori 50 euro se c'è stato l'intervento della Calappia Cani.
Va da sé che il canile di Sant'Anna, gestito dall'Associazione Protezione Animali di Chioggia, nello svolgere in maniera encomiabile il proprio apporto volontario, non chiede alcuna cifra per sé dal rifugio offerto alla bestiola smarrita o allontanatasi da casa, bensì si tratta di denaro richiesto dall'ULSS per chi si reca a prelevare il proprio amico peloso dopo una giornata almeno di accoglienza nel canile stesso. La circostanza ha lasciato comunque sgomenta la coppia proprietaria del cane, che oltre all'apprensione per le sue sorti nel periodo di vacanza, non riesce a spiegarsi il motivo di questa spesa non prevista per la certificazione veterinaria, che avrebbe ritardato il recupero del quattro zampe anche di ulteriori 24 ore. Il Genio Civile Regionale di Venezia ha autorizzato il completamento dei lavori di ricostruzione della fascia litoranea di Isola Verde, il cosiddetto ripascimento, a seguito delle mareggiate eccezionali che anche alla fine dell'estate hanno eroso l'arenile, arrecando notevoli danni ambientali e anche le strutture turistiche presenti in loco. Le sabbie suppletive saranno prelevate dalla laguna di Porto Caleri per circa 58.000 metri cubi. L'appalto per le opere spetta al Consorzio Contarinese e Scavi e Trasporti. I lavori saranno svolti di giorno, esclusi sabato e domenica, fino alla fine dell'anno in corso. Buone notizie per i titolari degli assegni di cura domiciliare erogati dal settore politico e sociali del comune di Chioggia. Ieri, giovedì 8 ottobre, è stata adottata la determinazione che liquida 382.000 euro ai 567 beneficiari, relativi al primo semestre dell'anno in corso e ai contributi contrassegnati con la lettera B. La Ragioneria Generale sta predisponendo i mandati di pagamento, quindi occorrerà ancora solo qualche giorno per poterli ricevere. Le somme da liquidare sono ingenti e soggette a verifica riguardo la posizione di tutti i soggetti aventi diritto. Il 23 settembre scorso erano stati erogati 140.000 euro ai 121 beneficiari del contributo contrassegnato con la lettera M. In totale quindi sono 688 i percettori dell'assegno in città per un totale di 522.000 euro stanziati. È giunta l'ora X per la prima proiezione italiana di We Are Who We Are, la serie TV girata un anno fa a Chioggia dal regista Luca Guadagnino e prodotta dal circuito internazionale HBO. Questa sera, dalle ore 21:15, il primo episodio andrà in onda sulla rete a pagamento Sky Atlantic, dopo aver già conquistato gli Stati Uniti lo scorso settembre. Il telefilm narra le vicende di alcuni giovani americani che crescono in Veneto poiché i loro genitori sono impegnati nelle basi militari. Il regista italiano ha scelto Chioggia e Bagnoli quali luoghi di ripresa, soffermandosi su angoli poco consueti come Punta Poli, Sacca San Francesco, l'isola della Fossetta, Calino e la foce del Brenta, oltre a utilizzare immagini relative al Palio della Marcigliana. Una grande vetrina promozionale per la città in tutto il mondo, grazie anche al lavoro di Massimo Fabris, quale location manager. Nel cast anche Francesca Scorsese, figlia dell'immenso Martin, che durante le riprese l'ha raggiunta un giorno a Chioggia.